No potrò riposare, amore coro, pensando a te d'ogni momento, noi stesi in tristura o prenda e oro, ne in dispiacere o pensamento, t'assicuro che a te sono bravo, cattamo forte, t'amo, t'amo e t'amo, se essere possibile t'angelo. Celebrare la memoria di San Simone in questo luogo di laboriosità, di umanità, di spiritualità, di preghiera, che ha segnato il tempo appunto di questo luogo. Lo faccio con molto piacere, in compagnia, concelebrando con l'amico carissimo Don Francesco, che poi sentiremo nella sua relazione a introdurci alla ricchezza della simbologia insieme con gli altri relatori. Ma qui siamo per vedere di approfondire un po' la parola che oggi l'Eucaristia ci propone, che la bellezza veramente è una grande risorsa che va fatta circolare, citando lo stracitato Dostoevskij, il quale dice che la bellezza salverà l'uomo. Io credo che sia anche questo vero, forse c'è qualcosa di più oltre che la bellezza come risorsa per salvare l'uomo, però sicuramente la bellezza eleva, promuove, innalza l'uomo, diventa un po' un albero, come l'albero su cui Zaccheo si arrampica per vedere Gesù. Gli alberi su cui arrampicarci sono il volontariato, sono la disponibilità per gli altri, la ricerca della verità, l'onestà intellettuale, il gusto estetico, tante cose ci fanno salire sull'albero in modo da innalzare un po' la nostra umanità, in modo da entrare davvero in sguardi, come dire, di intesa con Gesù Cristo. Chiediamo al Signore in questa Eucaristia che ci dia di condividere questo momento di preghiera come un momento di crescita del nostro discepolato, del nostro imparare a essere autentici discepoli di Gesù, e che ci dia di essere come Zaccheo capaci anche di liturgia penitenziale, di restituire ciò che abbiamo, se ne abbiamo di più, di ciò che è, tra virgolette, la fortuna, la vita, le nostre capacità, la nostra educazione, il nostro percorso culturale ci ha dato, di restituirlo sapendo che veramente la prima giustizia, diceva Sant'Ambrogio nel Nabute, la prima giustizia è restituire. Perché? Ma perché Dio è Signore del mondo, non siamo noi Signori. E noi dobbiamo entrare in questa signoria, quindi fare in modo che sia Lui a regnare e non il nostro potere. Zaccheo ci insegna proprio questo, la restituzione come atteggiamento vero per poter entrare in un rapporto salvante con Gesù. E Gesù ci salva proprio se lo accettiamo così, come colui che vuole portarci alla pienezza della vita.